Allora, eccoci qua. Allora, l'altra volta eravamo rimasti in una brutta situazione. Abbiamo perso anche un giorno perché ci hanno attaccato. Il sole è sempre più vicino. Le risorse stiamo riuscendo a prenderle. Allora, scienziato ha subito le radiazioni. Allora, vediamo un po' che... gioco, vai tranquillo. Allora. Ci servono innanzitutto i filtri. Ci servono i filtri e ci serve qualcuno che effettivamente li faccia. Tecnico, tu lavora qua. Pappa pronta, non c'è un cazzolo, quindi mettiamo il botanico nella serra. Se lui sta prendendo il metallo. Oh, Kerus, benissimo. Molto bello. Altri misteri, serpentone e future mazzate belle grosse, quindi va benissimo. Partita molto bene. Allora, a sto punto, per evitare la crisi termonucleare e che tutti ci ammazzino, stiamo finendo tutto. Allora, a sto punto l'unica cosa che possiamo fare... Oh, manda sopra. No, in cucina, ok. Ok. E qua in avanti tutto è in salita. No, no, a me piacciono le salite. Quando sono così vanno benissimo, guarda. È un giusto peso da affrontare. Yeah, sure. Let's work ourselves to death. Giustamente si stanno lamentando del turno continuativo per tutta la giornata. Allora, gli Alters litigano per un giorno libero. Uno di loro crede che dovrebbe prendersi un giorno libero, mentre un altro teme che una pausa possa farli retrocedere. No, prendetevi il giorno libero, tu già sei pure incazzato. Hell yeah. Tengo il sottofondo nel mentre gioco a persona. Ci sono quasi a livello 40 e sto al secondo palazzo. Ottimo. Cerca di dare un giorno libero agli Alters, ragazzi. Giorno libero dove non si lavora, come ve lo do? Non vi faccio lavorare? Ah, dobbiamo raccontare allo scienziato che è all'avamposto le cose che abbiamo trovato. Allora, la cosa che possiamo fare a sto punto, la cucina era lì. Ok. Sì, sta incazzatissimo. Giustamente abbiamo subito l'esplosione termosolare irradiascente super più e abbiamo subito dei bruttissimi danni. Una giornata noi l'abbiamo persa perché l'altra volta non sapevamo che i nemici potessero muoversi e alla fine della scorsa live il tempo di girarsi e ci hanno attaccato buttandoci completamente giù, quindi ora dobbiamo un attimino capire la situazione e cercare di andarcene da sto cazzo di posto. Inizia ad essere un pochettino problematica la situazione. Ok, allora mettiamo questi due, ma mettiamo innanzitutto con la produzione come siamo. Ok, già sta producendo i filtri, almeno tenendo i filtri attivi qua stiamo meglio. Abbiamo un po' di rapidium, cristalli pure ne abbiamo. Noi dobbiamo effettivamente, a parte i filtri, fare gli ancoraggi per i ponti in modo tale da andarcene.
per prendere questi ci serviva dalla raffineria i polimeri. E andiamo a lavorare noi nella raffineria, così facciamo costruire. Perché sennò da qua... Ecco, mi stavo guardando la commemorazione di vecchie serie come per Lagan e gli online su Anime Expo. A quanto pare Crunchyroll si è assicurato i diritti dello streaming per un mucchio di vecchie serie. Ottimo. Io lo utilizzavo Crunchyroll, poi non avendo più il tempo ci sono rientrato oggi. Minchia, davvero dopo un bel po'. Se c'hanno e mettono serie di un certo tipo io me lo riattivo e abbiamo risolto un altro problema. Cosa fare quando ho un po' di tempo libero e mi serve qualcosa in sottofondo? Fatto. Sì. Che fai i polimeri? John, could you check if we have enough food? Sì. Abbiamo 4 cibo crudo. Non mi dica che non ho messo le cose nella serra. Porca la puttana, ho perso solo il tempo. Vabbè. 50 e 1,60. A sto punto in cucina mettiamo lo scienziato così lo facciamo avvicinare e quelli parliamo pure. Le risorse base ce le abbiamo. Metallo. Visto che tu già non è che stai un bijou. Allora, mettiti qua sul lettino. No, botanico. Vai tu un pochino sul lettino e lui a sto punto va nella serra. No, così state un pochettino più tranquilli. Allora, così dovremmo riuscire forse a fare qualche altra cosa. Allora, dobbiamo vedere quanti filtri ci abbiamo. Running out of storage space. Sì, ragazzi, aspettate un attimo, facciamo così. Possiamo fare 2, iniziamo a fare prima questi 2 singoli e poi fai il resto. Per la produzione in cucina. Ok, tu già puoi cucinare, ci serve capire un attimino qui com'è la situazione dei filtri. Abbiamo soltanto uno, ok. Produzione in officina sta continuando a lavorare, no, e questi sono i tempi. Potremmo fare una cosa, aspettate, fermi. Gianmarco, abbiamo il film che abbiamo preso l'altra volta, Sì. è nuovo, ce lo vediamo tutti quanti insieme agli alters, così chi è incazzato dovrebbe calmarsi un pochino. Vediamo un attimino che cosa c'è in questo film. La storia dell'universo di Chris and Drake. Migliaia di anni dopo la caduta dell'umanità, un padre racconta a suo figlio la storia dell'universo. Aumento dell'esplosione emotiva alla prima visualizzazione. Vai. Ragazzi, serata cinema. Serata cinema. Ok, questo dura pure un bel po'. Chris e Jake. Sì, ma noi lo guardiamo tutto, che stacca la riproduzione. È un cartone animato anche, No, ottimo. Menù, ti togli da mezzo per piacere. Ok, grazie. Hey, Stiamo Dad. davanti ai coglioni. What was it like here? Before? Before the Eighth Fall? Before all of it. In the beginning. Well, I suppose it's time. Sit, son. Today, I tell you the history of the universe. Ok, dai, facciamoci una The cultura. beginning is much like the end. Even though we haven't seen it, we know it's there. Its story was written in the stars all along, but also never Wow. before. What? It's some heady stuff, son. Go with me here. First, there was nothing. Then, a great interdimensional being, the one in which we all reside, had a thought. This thought created the spark that started it all.
our existence, a neural pathway forged in a being's mind. Whoa, we're in the brain of a big monster? Yup. I mean, monster's a little rude, but Sì. from Effettivamente. here, everything we know was created. Time, space, stars, galaxies, planets, Ho parlato un and po' di serie eventually fuori di our testa, però home. sicuramente a me mi sono arrivato come Seriously? Land, sea, sky. Ok, se si sono all presi i in diritti per perfect serie di un balance to certo cook tipo, up no? Ma life. Crunchyroll sta Deep continuando a beneath the salire ocean, sempre più. microbes Buon per emerged. noi. They split and reproduced and swam and walked and Se flew. l'abbonamento costa poco, Plants vedi and tutto in maniera animals, legale, veloce e dinosaurs, senza problemi. humans, robots, dinosaurs again, xenomans, Gugorgians, and What was the one Cos'è un before robots Gugorgians? and after dinosaurs? plants? No, Before robots. and after dinosaurs. Humans. Humans, yeah. What were humans? Oh, they were a kind of animal around for a bit. So, after the Gugorgians budded from the crust, they were faced What did the with, humans like to do? I don't know, probably the same stuff as the dinosaurs. What did they look like? No, Like no. apes with haircuts. Look, son, I can't stress this enough. The humans were just a blip in time. They were completely Hey. ineffectual. But didn't Hey. they make the robots? Well, didn't the primordial ooze make the humans? I guess, yeah. See? It's all genetic processes. Non hanno of una buona evolution. considerazione No one gets degli full credit umani, for any of it. Same as how the time Vabbè. bees built their Sa che hive stiamo and- sbagliando which led to qualcosa the alla fine. evolutionary split in time space. That was a huge leap forward, but no one gave them an award for it. And the bees checked all the timelines, no awards. Right. Yeah. Sorry, Dad. Go on. Okay. After the Gugorgians emerged from the crust as deep earth cicadas, they eventually mated with the lava beings to create the Era of Light. The true awakening where all life in the universe saw each other and one full collective consciousness was achieved. No more wars, no more attrition, just pure, unfiltered. And did humans have video games? All right, what the hell's going on Sì. here, son? Humans didn't mean shit. If anything, they were a speed bump along the way. Hey, Wasted millennia hey. trying to make Non c'è boats a thing. Hey. But yes, they had video games. They also had saturated fats and mouth kisses. They were all over the place. Not worth any more thought. I feel like we Minato, should pay more questi attention film to them. abbiamo I don't know, trovato al they momento. seem important. If you want Sono important, pure we can talk attaccato about how per the prenderlo. Botanoids swallowed the moon Ah, and i tried to hold the Botanoidi. ransom when the moon collector showed up. Hanno mangiato That la was luna. something. Humans are so nothing, it's hard to put into words. Just forget about them. I'm trying, but I can't stop thinking about them. They seem so rad. And all of a sudden, I want to start a live stream where people watch me talk about all the cool stuff humans did. And sometimes I do gear reviews. What's wrong with me, Dad? Oh no. Okay. Vabbè. Son, you're gonna be fine. Let Ti me è just take venuto a quick minute. all'umanite. Yeah, I'll have an extra dry Zortini. Yeah, just fill it with sand. And then, hang on. Hello? Hey, Dottore. Doc, sorry to bother you. My boy here, he can't get thoughts of humans out of his head. Uh-huh. And has he been operating as though other people would find these thoughts interesting? Uh-huh. Just some people, a couple thousand. I'd start small. Okay, yeah, we've been seeing a lot of this lately. It's an inflammation in his ego. His what? The ego. It's a vestigial organ in the upper chamber of the subconscious. It's part of our long-dormant human genetic code. You know, in humans, it was used to regulate self-image, activate attention-seeking, and check if your hair looked cool. Questa serie di For us, it quanti- really doesn't serve any function at all. Deve uscire. Sometimes Poi la we're Sono seconda rimasto alla fine della prima, no, devo vedere dalla What it does seconda. is, like, deep within you, your humanity itself is trying to be noticed, Ok. crying out for credit and respect, desperately hoping to pass on a legacy. Ok, no. il dottore sta Is there any spiegando way to effettivamente qual è il deactivate it? problema dell'ego. Quick remote surgery, I oggetto can di pop it questo out and set studio it di straight. sviluppo Oh, che great, fa yes. tutte queste Please, go serie, ahead. miniserie, Alright, stand spezzi, still voglio there, una buddy. serie, voglio che facciamo questo. Hey, what's the big idea? Okay, Ah, ha listen, cacciato Ego. fuori You're a l'ego e small adesso part si of a vive. collective Ok. existence wherein you Perché yourself are morti, completely però, insignificant. con Jack Yeah, e well, Chris. I know you are, but what am I? Amazing. Thanks, Doc. No problem. That's ridiculously sorry, yeah. amusing. Lumpfish, over easy. Thank you. Operato in remoto? That's better Vabbè, already. è il I can futuro. feel the humans fading away forever now. Wow, I feel so connected to everything. I think I'm starting to get it. It's not about Quindi getting se l'ego e attention pensi or solo a te leaving some stesso non kind ti of rendi all conto about di me quello che hai legacy. intorno, anche se We're all sei part of un'entità the same multicollegata, Exactly, senziente. son. It's pretty special just to be part of something. It doesn't have to be about getting credit. Ha fatto la battuta, non è avere i credit, è il senso di credit, eh? Bellissimo. you good? Oh yeah, just had a silly little thought. Va bene, Gianmarco. Va bene, va bene. Wow. Ok, tutti quanti felici. Ragazzi. Botanico, sempre incazzato nero. Tecnico, sempre incazzato nero.
Forse dovresti andarci a parlare col botanico, non lo so. Sì. Allora, noi abbiamo i magazzini completamente pieni. Quindi una cosa solo che possiamo fare... no. 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 Allora, ragazzi, proviamo a parlare un po' e... I can see that you're angry. Just leave me alone. Come on, let me help. What do you usually do when you feel like this? Ok, vai, I parla, don't know. sfogati un pochino. Go to a bar, I Questo guess. però vuole sempre il Nothing chiocchio. better than a bottle Questo of posso cheap dire, la seconda lukewarm beer, stagione... am I No, no, right? già c'è, difatti avevamo controllato proprio prima e che pure Gianmarco mi aveva detto sta Sì, cosa qui. l'abbiamo vista la prima puntata che c'è anche su Netflix. Allora, vedete se vi appare il sondaggio, dovrebbe essere sempre tutto attivo, credo. Ok, grazie. Qui ci abbiamo la birra. Tanto abbiamo detto che gli diamo il giorno di festa. Abbiamo il deposito pieno, quindi non possiamo neanche prendere materiali e cose varie. Chi lavora sodo può anche festeggiare sodo. Yeah. If you work Vai. hard, you gotta party hard, right? You know it. Ok. Top. Almeno il tecnico dovrebbe un pochettino calmarsi. Allora, scienziato. Abbiamo visto altre bestie brutte che ci hanno attaccato cose strane. I made a curious discovery. Another distortion? I don't know. It was different this time. It didn't look dangerous, no radiation. Actually, it didn't do anything. But it caught your attention. It's like nothing I've seen before. It must have something in common with the other distortions. Question is, are they the cause or the reason of so much Rapidium Sì, here? scienziato, non puoi scoprire un modo per toglierle da mezzo e non farci attaccare? Allora ragazzi, mi piacerebbe studiarli più da vicino. Sì. Dobbiamo catturare queste cose e dobbiamo capire come proteggerci. Già ci hanno shottato una volta. Questa proprio I'd like to subito. study them more. So would I. And for that, we'll have to design our own Ok, tools. dici solo che ti serve. Do you have anything specific in mind? Let me think about it. I need to look through Professor Frankhoff's lectures, as well as notes from other expeditions. We have a theory. I just need to find a way to put it Ok. into practice. Tu pensaci e dici che cosa ci I serve. ran Ne into abbiamo anche another trovato anomaly. un'altra This one was andando più different. It was avanti. like this distortion Eccola was qua. closing in on me, as Come if se I was volessi pulling it attirarmi a sé. toward No, no, è me. venuto proprio lei a How domicilio. extraordinary. Maybe its magnetic field is interacting with your Mm. suit. Yeah, well, running away from it was no fun. No, infatti non siamo scappati, ci ha Keeping proprio clear is the preso, only thing finito you a can do letto, for game now. over, giorno Let's keep successivo. collecting observations. I feel we're onto something groundbreaking here. Ok. Allora, anomalia statica si è aggiornata. Quindi se vediamo nel manuale, no, obiettivi. Strani fenomeni. Ricerca lo strumento di analisi dell'interno. Interal. Quindi a sto punto ricerca. Trovo un modo per interagire con questi qua, sì, sì. Togliamo un attimo questi e mettiamo con priorità prima questo. Prima questo. E l'arrampicata economica per esplorare, che male non ci fa. Allora noi dobbiamo andare assolutamente a letto perché siamo esausti. Dove vai tu? Si va a letto. Qui non ho capito molto, magari probabilmente sia uno streamer Necronomico and Cosmic Horror Show. Ok, Roba questo già nuova. sembra un attimino... C'ha un bel titolo, è accattivante. Sì. Allora, salve a tutti. Salve Salvino. Non c'è abbastanza cibo per tutti. Allora, fate la giornata normale. Il minatore è incazzato ancora. Oggi sì, c'hanno la giornata di festa, non lavora nessuno. Ok, se ne sbattono proprio, quindi dobbiamo pensare noi a tutto. E ci dobbiamo organizzare. Preparando innanzitutto del cibo. Sì. Anche perché il tecnico si è calmato. Allora, la serra l'abbiamo messa in basso. Ok. Allora, facciamo un pochettino tutto, li facciamo giustamente riposare.
questo fallo calmare. No, ma facciamo calma pure il botanico, mo si rilassano tutti. Scusi, perché si è Confezione da arrabbiato? 10 e uno di cibo crudo. Ok. Cosa le abbiamo fatto? I noticed we're missing a few rad filters. FYI, looks like we're running low on repair kits. Ci mettiamo un bel po' noi. Dobbiamo fare per forza pure delle barriere. Ragazzi, allora, oggi vi siete riposati? Domani si lavora e se magna, perché io al momento l'unica cosa che posso fare per pararci il culo è semplicemente andare fuori un attimo. Sì, e mo ci pensiamo un attimo, ragazzi, aspettate. Un po' strano, sembra una troiata, vero? Mi No, ma aspettavo qualcosa. dal titolo fammi vedere la locandina. Cioè, non so come valutarlo, mi sembra un anime, non lo so. Mi dà Ok, magari è l'impressione un po' di quelle sorpresa. cacatelle, vero? Vediamo. Ok, magari è una C'ha una sorpresa. buona valutazione. Non so com'è possibile che abbia una valutazione su Crunchyroll se deve ancora uscire. Magari forse è Però- presente in qualche altro continente. La serie è stata presentata in anteprima. Materiale organico. Sono mostri strani, creature. Flop. Non me la stanno Uno di qua. studente delle medie dovrebbe essere. Ah, che fa le stream, sì. Ok. Lei viene coinvolta in un virtual reality game. Ok, esplorano un mondo della realtà, parte basic, diciamo. Cioè, dal Però titolo magari mi c'è aspettavo- qualcosina sotto. Vediamo Ok, se lo quando mettono esce. su Crunchyroll comunque un'occhiata gliela diamo. Dobbiamo assolutamente rientrare che stiamo prendendo radiazioni Anzfunno a Migliara. Allora, ragazzi, qui il problema. Allora, può uscire solo una cosa, se noi mo dormiamo qui e passa la giornata come l'altra volta, giorno 27, giorno 28 e siamo guariti? Anche se è entrato nel letto e si è buggato tutto? L'unico problema di calcio è che inizia a non avere più studio Netflix. Questo è vero, Netflix sta Ok, questa è un'ottima cosa. spingendo. Invece di andare a dormire nel letto nostro, di andare a dormire in infermeria e ci curiamo. Sì, quello lo diciamo anche l'altra volta. Allora, a sto punto, ragazzi, Botanico, tu vai nella serra che ti sei calmato anche. Il ricercatore va qui e cerchiamo subito di capire loro come sono messi. Ci serve noi un po' di materiale organico, già ce l'abbiamo e mettiamo. Il minatore un attimo in cucina e ci fa un attimino qualcosa. E il signor tecnico dei Technicis ci va in officina e ci fa i filtri. Tanto se andiamo a vedere le quote di produzione, questo lo andiamo a prendere un pochino noi. Cucina, c'è la pappa e si stanno mettendo al lavoro, la ricerca è saltata, tutti calmi, tutti tranquilli. Sono contento. Sì, ora ci siamo messi a fare remake di anime più o meno e che suonare merda e basta. Questo è vero, Francia, questo è molto buono. Svecchiare qualche anime, appunto magari un po' più vecchiotto, Sì. per darlo anche Un un pasto, pasto ai esatto, nuovi. esatto. Invece di fare i soliti animacci merda di 12 puntate che fanno cacare, sono il solito isekai merda, ogni volta mi sono reincarnato in una spaletta da posto di blocco della municipale e adesso mi scopo i draghi. Oppure mi sono reincarnato in un omelette di fromage e mi hanno rinchiuso nel laboratorio dello scienziato cattivo. Cioè, quello è. E basta. Remake di Occhi di Gatto e Ken, interessante. Ok, qui già stiamo un Questo mi attimino. piace. Occhi di Gatto, Ok. ho fatto molto della mia infanzia con Occhi di Gatto, molto bello. Allora, scienziato nel laboratorio di ricerca. Qui il laboratorio di ricerca è sotto. Allora, cosa hai scoperto? So, what do you got for me? An invention I'm particularly proud of.
the Luminator. Ok, è diventata Alan Wake, abbiamo una torcia. A posto. You have a talent for making extraordinary things sound mundane. Vero, anime di It's Aula not alla just deriva. a Non lo flashlight conosco, yawn. Regen. Tell me, when you encounter these distortions, what is your priority? Vorrei studiarli, così li capiamo meglio e vediamo un Sì. attimino di non farci cagare il cazzo. Eliminarli no. Iniziamoli a To studiare un investigate them more. attimo. Now you'll be able to do it. Ok. Okay. How? Professor Frankov discovered that certain frequencies of light waves can be used to peer into proximity planes, to study them. I've used his observations to create my illuminator so it can reveal elements of the interval hidden to the Okay. human eye. But it also has another, more pragmatic application. It can help to Ok, le fa eliminate sparire, distortions. le elimina. In che modo? Li raccogliamo e tu raccogli i dati? How is that supposed to help No, me noi dobbiamo examine them? esaminare che I'm dobbiamo just eliminare giving you a quelle di tool. livello 2 You che ci decide how to inseguono. use it. You see, distortions are created around puncture points between potential universes. That much we know. Ok, dobbiamo creare sto attrezzo e With dobbiamo the illuminator, utilizzarlo. they should become much more visible to you. Focusing the illuminator's light waves exactly on the puncture point will allow you to seal that rift. You could Okay. compare it to cauterizing a wound. Damn, that does sound promising. Ok. Indeed. Now you see why I don't like calling it a flashlight. Nube, ho visto il primo episodio del remake oggi. Ti è piaciuto? Allora, come siamo messi? Illuminator. Ok, ci mancano le risorse per fare questo. Dobbiamo fare. Tu vai a raccogliere un po' di materiale organico. Tanto la ricerca ce l'hai fatta. Produzione. Mettiamo Illuminators. E lo mettiamo un attimo come priorità. E potremmo vedere di andare fuori. Uno sta cucinando. Minatore si sta incazzando. Minato, ti incazza. Dacci il tempo e sistemiamo tutto. Ok. Nella serra com'è la situazione? Non ci abbiamo lo spazio per posarli. No, dobbiamo fare assolutamente una cosa. Allora, aspetta. Non è più un bonus, ma un malus a questo punto. Siamo messi bene. Centro di comando. Ok. Un altro piccolo magazzino lo dobbiamo mettere da qualche parte. E lo mettiamo qua. Almeno vediamo di fare qualche altra risorsa. Ok. Eravamo troppo al limite. Allora a sto punto, se lui ci riesce a fare prima di stanotte. Minatore incazzato, così. L'ho visto, ma non ci stiamo mo riprendendo dalla botta dell'altra volta già, ma filtro ce l'abbiamo, ne abbiamo pure altri due, quindi con i filtri per un po' siamo a posto. Anche che ne dovremmo andare, lo dicevamo Sì, mo difatti l'obiettivo nella giornata di domani, noi 4 ne dobbiamo fare di questi e abbiamo grosso modo le risorse. Quindi vediamo di tenere d'occhio questi, facciamo i punti per l'ancoraggio e lo facciamo fare proprio subito, immediatamente, però dobbiamo esplorare queste cose. Ci deve fare Illuminator.
In cucina, com'è la situazione? Mettiamo, aspetta, per sicurezza. Mi devo ricordare un attimo com'era. Ah, ok, ok, allora. Tieni premuto. Rimuovi soglia. No, aspetta, com'era? E facciamo che devono esserci sempre 10, in modo tale che quando abbiamo il materiale organico, qualcuno in cucina prepara dei lauti pasti. Ok, nella serra ci sono, quindi si può rifare il cibo, quello migliore. Ok, ragazzi, ci stiamo riprendendo. Minatore sempre incazzato. Minatore in cucina ed è incazzato. Vediamo un attimo se si calma. Tra 7 giorni dice che c'è un'altra tempesta. Ma sto gioco ti vuole proprio male in molti modi, eh. Listen, man, people are angry. Don't ignore. Non ti preoccupare. Dove sei andato? Modulo macchinari. Ok, allora. Man, you are fuming. Vediamo se ci Yeah? possiamo fare una Then sfida. maybe leave me alone. I don't want to leave it like this, but I don't know how to help you. What do you usually do when you're angry? That's easy. I find something like a pillow or a tree and beat the No, shit out of non, it. basta che non picchi qualcuno qua dentro. Siamo a posto. Allora. Guarda, tu sei minatore, abbiamo messo un magazzino nuovo. Vai lì a scavare e ti scavi un... Ma era finito così. No, noi l'avevamo detto in live, ma non è Era finito così. No. Sicuro? So that's why you're Ok. always so Vabbè. eager to drill in mine. You bet. When the drill breaks through the surface and just massacres the Guarda, a ore, noi servono that's when I materiali, find mo ti peace. mandiamo subito. Allora, aspetta, risolviamo subito. Allora, tu al momento stai cucinando. Facciamo così. Il botanico passa a cucinare. E come materiale, a sto punto ci conviene prendere il materiale organico e lo facciamo prendere al minatore che lo prende più velocemente. Mentre, visto che abbiamo 10 cibo crudo, il caro scienziato, amante delle scienze, per fare i polimeri ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole il materiale organico, ci vogliono i minerali, quindi domani dobbiamo mandare il minatore là. Nel frattempo ci conviene prendere no dai, inizi a prendere un pochettino di questi. Allora, andiamo nell'officina come stanno andando i lavori, se riusciamo a fare quest'ultima esplorazione per quanto possibile. Ok, ce l'ha fatto. No, che giustamente si è messa la priorità qui. Ok, fatto. Allora, obiettivi. Tempo per migliorare l'umore e non lasciare che nessuno muoia. Gli Alters sono indignati nel modo in cui li tratto. Devo fare qualcosa prima che facciano sciocchezze. Allora, c'è un problemino con la RAM. Sembra essersi riempito un bel po'. L'unica cosa che possiamo fare, visto anche l'ora... Ok, il minatore comunque si è ripreso. A sto punto riusciamo a fare una visitina lì, capire un attimo la situazione. Allora, camera stagna. You again. Allora, possiamo vedere di qua.
Vedete di fare proprio un giro super rapido. Vai. Allora, l'attrezzopolo misterioso. Ok. Ok, siamo ancora in live? Ok, continua a usare il Luminor e segui la traccia dell'anomalia. Huh. Incredible. Let's see where this leads. Però dovremmo vederlo domani. Allora, corri al teletrasporto e domani ci facciamo un attimo di esplorazione mentre... Scendi. Ok. Tanto i filtri ce li abbiamo. Torniamo qua. Facciamo anche una partitina di beer pong, così facciamo felice qualcuno. Vediamo come sono messi loro. È furioso, stringe i pugni, è furioso. Col tecnico. E mandiamo a dormire uno e il minatore che deve stare di nuovo fuori. Ehi, minatore sto prendendo 2 volte lo stesso, perdonatemi. Botanico non mi fa mettere il secondo, va bene, forse ne può stare soltanto uno. Allora, a sto punto tecnico in officina che sta creando, botanico che al momento cucina e lo scienziato che raffina, così iniziamo a creare l'upilastro. Allora facciamo partitina col minatore perché è incazzato nero. Allora, cerchiamo di ricordare un attimo. Ok. A posto. Non ricordavo i pulsanti. Allora, giusto con A e prendere bene la mira. How is that? Damn it. No, come è mancato? Come? Dai che era entrato. Va bene. Ok, bevi. E noi vediamo di calmarli e non subiamo rivolte. Il cibo sta per arrivare, le risorse le stiamo prendendo. Piano piano ragazzi, c'è stata un'esplosione un attimino e abbiamo avuto problemi. Non siamo di questo pianeta. Allora, a lui ne restano ancora 4. Qui davanti, quindi qua dovrebbe essere dentro. Ok. Ottimo. Giustamente sta iniziando a fare effetto. Oh che culo. Era rimasto un attimino bloccato. Nope. Ah, figlio di bottana. I love this game. No. Bene, mancano 2.
Ok, l'ultimo. Dai che abbiamo anche i fuochi che ci fanno da incoraggiamento, dai. I love this game. Ok, Yes! a posto, vittoria. Quindi primo dovrebbe essersi un attimino forse pure calmato. Oh, ready. Ok, si è calmato. Sì. Allora andiamo a dormire qui di nuovo. Tanto ci sono 2 letti. E recuperiamo pure un po' di radiazioni. Allora, che sta succedendo? No, l'oggi ci hanno eliminato no, si sono ribellati. Scusami, perché questa cosa? C'era qualcuno ancora incazzato sotto, dobbiamo fare meglio di così. Ah, Ma sgrodolati. se dice una cosa, tu ti ammutini, sempre nella merda stiamo, quindi se tu ti ammutini e io non faccio più niente, poi non faccio più Quindi cazzo. l'obiettivo da risolvere è questo. Migliora l'umore degli non lasciare che nessuno muoia. Dobbiamo farlo in modo intelligente, senza prendere e pensando unicamente e giustamente a loro. Allora, a sto punto, nella serra subito il botanico, in cucina subito il minatore, il tecnico nell'officina e lo scienziato. Secondo me lo scienziato sta sempre scazzato, sì, è un po' rompicoglioni lo scienziato, in effetti. Lo scienziato lo mettiamo nel laboratorio così sta bello tranquillo. E lo mettiamo a ricercare. Mo siamo ripartiti dal punto dove deve ricercare lo strumento. Ma a sto punto, visto che facciamo domani ste cose, che noi mo sappiamo che se continuiamo così perdiamo, quindi dobbiamo sfruttare la giornata al meglio. Lo farei dormire. E quindi va nell'automatico, Reagan, a dormire. Se non possiamo No, bravo Reagan. No, puoi mandare tu. Senti, scienziato, c'hai anche le radiazioni addosso. Vado Lo metti nell'infermeria, dici, ok. Non vuole andare, non me lo fa mettere, non capisco per quale motivo. Ah, no, sì. Gli altri vanno. Feriti. Lui per le radiazioni allora non va. No. Quindi per lui dobbiamo per forza fare la questione dei filtri. E nell'officina mo ce ne occupiamo. A lui per fargli fare qualcosa tranquilla. Senti, vai in giro, fai quello che vuoi. Fai il cazzo che ti va. Tanto produzione dobbiamo mettere appena... No, aspetta. Lui deve stare in ricerca e deve ricercare, così è felice e si calma. Tutto il resto delle cose non gli devono fottere. Facci questo per la storia per domani, così la mettiamo al sicuro. Facci prima questa e poi ci fai quest'altra, in modo tale che vediamo un attimino come fare. Allora, produzione qui dobbiamo aspettare che viene completata la ricerca. Nel frattempo nella serra sarà appena è pronto il cibo crudo, dobbiamo un attimino fare così, ma ci dobbiamo già settare questo come primario, perché è più facile che prendiamo il materiale organico. Loro mentre si fanno tutto questo usciamo noi fuori e ci andiamo a prendere un po' di materiale organico, così nel frattempo ci hanno tutti da mangiare sia a pranzo che a cena e si dovrebbero calmare forse un attimino. Ok, 6 piatti. Ok, allora torniamo sulla base. Qualcuno che vuole parlare? Niente.
La ricerca è quasi finita. Ok, noi già ci mettiamo qui. Come luci dall'ok, gli altri come... Lui è furioso. Sembra che stia bene, è furioso. Sembra un po' infastidito. Dobbiamo risolvere questa furia, così. Ci possiamo neanche parlare e quant'altro. L'unica cosa è mettere una stanza o giocare con tutti loro a ping pong per farli calmare. Facciamo questo più stanze e vediamo di farli calmare almeno per passare la giornata e guadagnarci un altro giorno. E giustamente non ce lo dice. Dobbiamo solo vedere di andare a prendere quei cosi o tornare a giocare con tutti a beer pong per capire un attimino. Allora, produzione. Ci mancano giustamente le cazzo di risorse per fare qua. Però un filtro almeno l'abbiamo messo, quindi per 24 ore siamo a posto. Sta continuando a fare le soglie, quindi abbiamo la base pure per andare avanti. Noi possiamo occupare il tempo in una semplice ottica. Allora, di cibo ce ne sono 6 e al momento siamo a posto. Sì, è molto articolato, ti metti Sì. sempre, ti fa tenere sempre sull'attenti. Dobbiamo solo ragionare, tanto qui il tempo è fermo. Sì, per ora sì. Dobbiamo solo fare le Siamo cose nel stati- modo migliore ci per hanno noi. protolato per una sciocchezza alla fine, perché non ci abbiamo pensato poi. Lui dice fai qualcosa, mettiamo la stanza per il relax Vediamo e vediamo un se attimino. relax. Non fanno orari straordinari. No, insieme a Marotti. Già c'hanno accise che non le hanno fatti. Pensa con gli straordinari. Vediamo se abbiamo qualche indizio. Ho dovuto soffrire la fame oggi. No, ma c'è il pranzo, quindi mo mangerete tranquillamente. Basta che gli facciamo mangiare e il cibo c'è. Abbiamo il cazzo dello spazio, quindi dobbiamo fare così. Aspetta. Ci possiamo salvare in un modo. Ci possiamo salvare in questo modo qua. Magazzino piccolo di nuovo. Limite. Un altro tentativo con questo salvataggio è possibile. Ok, a sto punto in cucina c'è il minatore. Togliamo il minatore dalla cucina e mettiamo il botanico. Visto che abbiamo preso il cibo nuovo, vai di pasti cotti, quelli belli pieni, sostanziosi, proprio pasto di alta qualità che ha persino un buon sapore. Questo ci piace. Si calmano tutti. Serve una carota e ne abbiamo 10. E il minatore nel frattempo, visto il magazzino più grosso, così si calma un pochino pure lui, va a fare sto paio di ore a fine giornata andando a prenderci un po' di materiali. Così nel frattempo abbiamo questi che sono quelli che ci servono per la raffineria insieme ai minerali. Quindi tu qui e fai il cibo va benissimo. Tu con la produzione tecnico, guarda, per portarci un pochino avanti, prendi un po' di minerali, tanto non dobbiamo costruire niente al momento. Don't ignore them, okay? No, vai proprio tranquillo. Ok, lui la ricerca l'ha fatta. Quanto costa la stanza nuova? 60 minerali. Avessi mamma, chiedo scusa, però avessi mamma. Ok, se questo mo fai 60 minerali e la costruiamo, questo più il cibo cotto, più la stanza per rilassarsi, dovremmo forse risolvere. Rakas, grazie mille per il follow. Grazie molte. Gentilissimo. Dai, ci servono solo i minerali. Ok, stanno lavorando, dobbiamo solo aspettare che salga a 60. Se noi andiamo noi fuori, nonostante le radiazioni, 28. Sì. Dai, ce la facciamo. Stavolta non ci fanno fuori. Sono dei bastardi, sono ingrati comunque. Cioè, ma hanno visto che abbiamo subito un attacco di quella portata. Ma Stiamo cercando di recuperare. bellissimo! Guanama, Dove a posto.
come si fa questo? Sono le emoticon del canale che noi un giorno dovremmo mettere, fare gli slot ce l'ho, ma è il tempo di organizzare che ci manca. Bellissimo, guarda, ma così. Però quando finisco col negozio, la persona che mi sta facendo le cose grafiche, vedo per farmi fare una serie di emoticon a tema. Un Trozzi lo facciamo, ci sarà anche il Golbat. Sì, sì, sì. Il Golbat c'è. Il Protolo Sì. per forza. Ora così lo Sempre. evochi. Poi quello si attiva. Tecnico perché sei Buonasera, tornato. Bragas, buonasera. Benvenuto. Quindi ci pare di capire che conosci il nostro idioma. Dove sarà sicuro? Il negozio sarà ovunque, non c'è una location fisica, Sì. ci sarà un sito, voi entrate, vedete quello che vi Esatto. serve, se vi interessa, se il prezzo lo reputate giusto, premete compra e comprate, altrimenti andate su un'altra pagina. Come O ci fate procede? sapere il prezzo e vediamo di regolarli in un certo modo per quanto possibile. Allora, Bragas, devi sapere che 10 minuti fa nemmeno i nostri alters si sono ribellati e Attentato. si sono ammutinati Attentato. nel sonno. Attentato. Ci hanno fatto... No, dobbiamo prendere il noi trozzo. minerali, aspetta. Abbiamo ricaricato, proveremo a non farci grodolare di nuovo. Allora, Ci proviamo. dobbiamo fare la stanza. 34. Quanto radiazioni? Ah! Frega cazzi, no, già ma... Grazie! Porca la puttana! Per poco non ce la facciamo. Aspetta, già ma dovevo rischiare. Sei pazzo uguale! Perché quello non è andato a lavorare, porca la miseria. Ma quello stasera per il momento non c'è, mo apparirà fra 10 Allora. minuti. Filtri radiazioni ce li abbiamo. L'ultima cosa che possiamo fare, guarda per quanto non ce l'abbiamo fatta a mettere la stanza. Dobbiamo fare una semplice cosa. Partitina di beer pong con tutti o ci rivediamo un film così si calmano tutti Devo insieme. skippare il film, quindi sì, ci sta. Alieno segreto. Ragazzi, Però vediamoci dopo tutti c'è- quanti il film. Però hanno il cibo buono. Ok. Ragazzi, ti calmi. Però io li vedo ancora nervosi, lo zio. Allora, Hanno le andiamo facce Like to be incazzate. alone, please. Possiamo parlare con qualcuno di voi, ragazzi? Che cosa possiamo fare per evitare di nuovo la perdita? Non penso che ci sia qualcosa nello specifico, se no, se loro vogliono, ecco, la stanza della meditazione proprio per calmarsi, insomma, noi andiamo a dormire. Se perdiamo di nuovo, carichiamo il salvataggio. E li Prima ammazziamo. cosa, no, non li ammazziamo. Ricerca della stanza, quella lì per il riposo mentale, per calmarsi. Ci hanno voltato di nuovo, aspetta. Insomma, ci hanno voltato di nuovo. Dobbiamo I risolvere pezzi di un'altra merda. sì. Allora, possiamo fare questo tentativo qua, se no dobbiamo andare al salvataggio precedente. C'ho una possibilità, già ma... funzionare tutti insieme. Allora, Reagan, nelle scenette, proprio tra virgolette cinematiche, dove fanno le scene succedono in momenti Cioè eventi specifici. randomici e dobbiamo stare attenti se per caso Generalmente succede. non ce lo fa fare. Ma Allora. sì, siamo stati No, un po' aspetta, colmati. mo ci regoliamo così. Io ti vado ad lasciare. Il problema è che loro molti sono arrabbiati e l'obiettivo della missione, per non perdere, migliora l'umore degli alters. Li facciamo ricercare immediatamente al ricercatore, quindi ci prendiamo ogni minuto possibile. Facciamo la stanza di recupero mentale e la palestra, così come viene citato in Boris. Il segreto è a palestra, tu fai la palestra e ti calmi. Quindi noi cerchiamo di mettergli tutte e due le cose entro oggi, capendo che risorse servono. La stanza dello spirito e del tempo magari credo che sia a livello 4, siamo ancora a livello 3, chissà come, quindi quando arriviamo a livello 4 plus super più, magari uscirà la stanza dello spirito e del tempo e risolviamo tutti i problemi. Allora, per farla ci servivano i minerali, quindi noi facciamo iniziare la giornata con obiettivo cibo e obiettivo minerali. Allora mandiamo Giovanni il minatore a prendere i minerali. Oi Regen, buonanotte. La voce se ne sta completamente andando.
Allora, tu qui per fare le 10 piantine e poi passi in cucina, lo scienziato che va in laboratorio e il tecnico che inizialmente ci fa i filtri per le radiazioni e poi se ne va pure un attimo a prendere un po' di materiale organico mentre facciamo il resto. E noi momentaneamente dobbiamo andare a costruire Looks like we're low on rad filters. We're ragazzi, dangerously mo low on risolviamo tutto. Ok, ognuno ai propri posti di combattimento. Mettiamo subito un altro magazzino così vediamo un attimino di bloccare il tutto già da subito. Allora, controlliamo le code. Li facciamo fare questi. Gli facciamo fare una bella scorta prima di kit di riparazione, così il tecnico lo mandiamo in giro a riparare un po' le cose ed è contento. Una notte Reagan, anche Se se esplori penso la che mappa ormai sia li abbiamo trovati, siamo un attimino fermi con le ricerche perché siamo andati avanti con la mappa, il tempo di girarci per prendere il secondo film ci ha attaccato un'entità e ci ha proprio deflorato da dietro facendoci perdere un giorno intero. Abbiamo avviato la quest per creare l'oggetto e l'abbiamo già pure utilizzato, però dobbiamo risolvere sta cosa di far calmare un attimino tutti e continuare domani l'esplorazione proprio grazie all'oggetto nuovo. Dobbiamo capire come fermare quelle cose. lo so. Allora, mettiamo in seconda posizione i kit. Ho sbagliato, è così. 10. Così il tecnico poi lo mandiamo in giro. In cucina mettiamo, questi li togliamo così risparmiamo un pochettino di cose. Fai 10 pasti pronti. La serra è quasi pronto il tutto, quindi dobbiamo fare, aspetta, per guadagnare un po' di tempo, visto che lui sta al 66%. Tecnico nell'officina. No, dobbiamo andare noi a prendere un po' di materiale organico. No, aspetta. In cucina ci devo passare dopo qualcuno. Al momento non c'è nessuno. Dobbiamo ottimizzare ogni singolo minuto. I minerali lui li dovrebbe prendere velocemente. No, dobbiamo solo far passare il tempo a sto punto. Aspetta. Lo facciamo passare andando a prendere noi un pochino di materiale organico. $52 va bene, allora. Serra ha quasi fatto, quindi riusciamo a fare anche un altro scattino. Io lo trovo incredibile, è molto figo. Sto gioco è spettacolare, è gestito benissimo. Molto figo. Ok, lui già ha detto di voler andare a lavorare in cucina. Ottimo. Ragazzi, oggi si magna, forse, se Dio può e se ci assiste su questa cosa. Allora, un filtro è stato fatto, quindi per 24 ore siamo a posto. Ci passiamo i kit di riparazione. In cucina i pasti già si stanno facendo. La serra al momento la lasciamo così. La raffineria per il momento non ci serve. Le ricerche sono quasi completate, quindi noi ce ne torniamo qui dentro. I minerali si stanno prendendo, la ricerca è quasi pronta. Ragazzi, non vi preoccupate, che a breve avrete la pappa pronta. State proprio tranquilli. Manzi. Sono le 2.
È A l'ora posto. dei Teletubbies. A noi ce ne servono minimo 4 per stare tranquilli oggi. Prima dobbiamo sperare almeno che con questi 4 più quello entri il tutto. Qui all'83%. Erano 60 minerali mi sembra e credo che fino alla fine della ricerca ce la facciamo. E poi spostiamo lui. L'Avidium ce l'abbiamo. Facciamo prendere un po' di materiale organico e ce lo buttiamo a terra. Così facciamo fare all'agricoltore già un bel po' di cose. Ok, fatta? Non ancora, dai. Dai. Ragazzi, il cibo c'è, potete mangiarne un bel po', già ce ne sono 3. Anzi, ma facciamo così, ci mettiamo in cucina. In cucina! No, aspetta, fermi. Cucina è di qua. Ok. Il modulo sta quasi per rompersi. Il protolo. Il protolo sta quasi per rompersi. No, non lo dire. Quello ti sente. Facciamo un kit di riparazione. No, serve più urgentemente a sto punto che il tecnico si metta un attimino e si fa i lavori di manutenzione. E al limite, una volta attivato là, facciamo noi il laboratorio e gli diamo noi kit mentre continua il tutto. Allora, nel frattempo gli facciamo riparare un po' la nave, fa quello che gli piace fare e dovrebbe calmarsi un pochettino. Qua siamo al 97%. Mandiamo subito lo scienziato, speriamo che la possiamo utilizzare. Ok, sbloccata. Eccola qua, stanza di recupero. Ci abbiamo già anche l'ascensore programmato. Allora, stanza di recupero. Allora, noi l'abbiamo messa, ci vuole il terapista e non ce l'abbiamo, quindi loro possono andare là a sfogarsi e rilassarsi un Ma che pochino. cazzo ci vuole? Sembra un lassi mazza, capito? Allora, a sto punto, per stemperare il tutto, visto che è presto, ce li facciamo tutti a beer pong. Più filmozzo, più cibo. Se non è affetto questo, e attenzione, io non lo so, poi siamo su un pianeta alieno, c'è un sole che ci sta per raggiungere, sta per scoppiare tutto. Voglio, andiamoci un attimo incontro, per favore. Prendi tua sorella. Ok. Su, colla. L'importante sono il tecnico e lo scienziato. Non so se riusciamo a farci 4 partite di beer pong di fila. Che cazzo? No, e lui è giocatore professionista. Già capito, è un creatore. Succhiol. Almeno loro due li dobbiamo fare, che gli altri due stanno un pochino più tranquilli. Facciamo quello più il film, più il cibo. Se no dobbiamo mettere il giorno precedente e rifare questo, cercando già di migliorare, sapendo tutte le reazioni in modo da calmarle. No, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi alla giornata precedente. Il salvataggio fa vedere il numero dei giorni, visto che sappiamo che miglioriamo, abbiamo un altro giorno in più, almeno ci sistemiamo già con tutte queste cose e mandiamo indietro il fatto degli ancoraggi e ci occupiamo di loro. Magari 2 giorni di fila con tutto il cibo e tutte le cose, la stanza o qualche altra cosa, magari la palestra. Magari con la palestra si possono un attimo, perché qua forse ci vuole il terapista, ma lo andiamo un attimo a vedere, che se ci vuole l'alter per abilitare la stanza è inutile. Dai che c'è l'ultimo. Dai. Tua sorella. Tua sorella. Aspetta, Gianmarco. Grondel. Fatto. A posto. Allora. E uno. Not bad, man. Not bad. Allora, not bad. Sembra ostinato, non è più incazzato, è ostinato, quindi è sceso un attimino. Sembra che stia bene.
è furioso. Va risolto in fretta. Scienziato, vieni qua, dai. Sto cacacazzi. Scienziato, vieni qua. Ti Allora, sai divertire, sai giocare a beer pong o non lo facevi all'università, pezzo di merda. sembra Otacon di Metal Gear. No. Sì. Vabbè, tu non conosci, quindi... Cazzo, una saga di merda. No, non è una No, saga di merda. No, l'hai detto tu. Non l'ho detto, io adoro il maestro Kojima, ma che stai scherzando? Tu stai mentendo. Io Perché do... menti? Poi, ma non c'è quello. Quello mi ha chiesto la 12 ore. Non gliel'ho fatta la 12 ore, ma una 8 ore, 6 ore con Dead Stranding gliel'ho fatta. Io domani gli volevo dire, guarda, sto in live tutto il pomeriggio, visto che col lavoro sta andando Poi non bene. c'è mai un cazzo da fare. Se domani vieni in live e dice, ma non mi hai avvisato, lo banno per un minuto. No, per un minuto lo caccio. No, no. puoi bannare quando io non ci sto. Io poi te lo chiedo e tu a me non mi acconnetti. Allora se accade sta cosa, conservo il ban e aspetto a te che vieni la scusami, sera. perdona, che Vabbè. facciamo qua? Ragazzi, non ci fa caso, qua banniamo, sblocchiamo, è capace che tra 5 minuti diventi moderatore del canale. Succedono cose, tu Sì, non ti è preoccupare, normale. divertiti, fai finta di niente, vai tranquillo. Canale un po' particolare Stasera è questo. tranquillo per il momento, poi se appare quello iniziano a essere solo cose. Ampulen, Proprio scarso il bro, comunque. dai Otacon, dai. Domani mattina ci si alza, ci si mette a lavorare, si contatta la cara Martina, si programmano le ultime cose e si parte con i lavori per il negozio. Poi si mangia, pomeriggio Trozzi. grande raccolta di bottiglie d'acqua fredda in giro per sopravvivere, perché ragazzi è impossibile restare. Mi metto dalle 4:30, riesco a stare forse addirittura fino alle 8, solo io e Kojima per un tête a tête. Quindi va benissimo così domani. Sembra ostinato, Com'è? sembra che stia bene. No. Capito? Ma tu sei un cacacazzi, ma di quelli grossi però, porca la puttana. Ti vuoi vedere il film? Serve Vediamoci qualcosa pure che il non film. allegri. Effettivamente gli hai dato una scovolata a beer pong, io non sarei allegro. Si è surriscaldato forse così No, no, mi avrebbe avvisato, è crashato il gioco. e ha fatto bloccare il PC. Sì, si è bloccato proprio il PC per colpa del gioco. Ma che cazzo. La live va ancora o si è bloccata? La live sta andando. Aspetta, devo fare solo così. Okay. Ragazzi, devo forzare la chiusura. Vabbè. Ah, non c'era mai successa sta cosa, però. Aspetta, lo forziamo così. Ok, ragazzi, perdonateci, si è letteralmente super crashato di botto. Explosions. Allora, siamo in live, dateci un segnale. Questo è il sole che si avvicina, No. Gianmarco. Ok, mo 10 minuti accelerando, ma non so se ci ha salvato durante la giornata o se dobbiamo fare tutto dall'inizio. Però facciamo la giocata diversa a palestra. A palestra. Personal trainer. A palestra, ho capito, non dobbiamo fare dei tentativi. Dobbiamo fare dei... e lui se lo acciappa. Ok, ragazzi, dateci solo un segnale se siamo in live. Io la mia voce ormai si è andata. Arrivederci, tanti saluti. A me più rivederci. Allora, sì. Allora, facile e veloce. Facile, ti sta laggando. No, il gioco all'inizio l'ha fatto pure prima. No, Questo è no, normale. no, No, questo è normale. Allora, da solo sotto la supervisione del terapeuta può riprendersi da solo, quindi potrebbe utilizzarla. Però i traumi, capì? Non lo so sinceramente se ha senso. Può allenarsi nel tempo libero. Questa onestamente non lo so così. Allora, lui è furioso, però lui siamo riusciti a Un po' di sbloccarlo. pong lo sblocchiamo. Ho un senso di frustrazione, le ustioni da radiazione fanno male, ho paura e sono anche arrabbiato.
Allora, quindi deve avere la sicurezza dalle radiazioni e quella cosa lì ce la stavamo facendo. Allora facciamo in questo modo qua. Iniziamo a fare, visto che è una cosa... Modulo magazzino medio non ci serve, proviamo al contrario, all'inizio con laboratorio, tu vai nel laboratorio, nell'officina, bel tecnico, nella serra, bel botanico, e tu figlio di Protolo vai qui. A questo punto facciamo così, poi ce lo risettiamo. No, togli tutto, rifacciamo tutto direttamente. Ci fai nell'ordine proprio bello tranquillo, uno di questo, così ottimizziamo pure il tempo e non dobbiamo tornare qua a cambiare. Ci serve qualcuno che ci faccia almeno un filtro per 24 ore, questo giusto per iniziare. Quindi il tecnico se ne va di là. Gli facciamo fare anche 5 di questi, così poi dopo gli facciamo riparare un attimino in giro e il tecnico sta tranquillo e viaggia da solo. Altre risorse le possiamo prendere noi. Situazione cucina. Vai che mo adesso li facciamo, non ti preoccupare. Aspetta, non qua, non qui. Sano comune, macchinario di riciclo. Questo è un gabicesso a 30, se glieli metto magari aiuta un pochino il morale, visto che è una stanza in più. Allora iniziamo a mettere 30 di questi per la serra. Possiamo concedere solo sto tentativo anche l'ora, visto che a breve dobbiamo staccare, ma comunque lo continuiamo nei prossimi giorni. Quando adesso abbiamo risolto con Squid Game e siamo a posto. Allora, ricerche, lui in serra, lui prende, ok, dobbiamo arrivare a 30 e mettergli almeno il gabinetto, vediamo un attimino se così recuperiamo pure del materiale organico ogni giorno e siamo un pochino più tranquilli. Il lavino a quest'ora? Abbastanza bene, certi, anche se ci stanno pugnalando nel cuore della notte e si stanno ribellando al nostro controllo, alla nostra guida, alla nostra supervisione, al nostro andiamo sul cazzo. Insomma, ma sto un attimo appeso in non stavo riconoscendo il suono e voi entrate e spoilerate grande ragazzi, andate un posto più isolato, dai. Noi stiamo cercando di non farci pugnalare dai nostri alters, se possibile, visto che già ci sono riusciti 2 volte. Stiamo tentando di dargli un gabinetto, perché no? Allora, 28 deve salire almeno a 30 con i minerali. E il minatore è già iniziato a lavorare. Ok. Allora, per il cibo dovrebbe essere forse a breve pronto qualcosa. Molto bello, è un palo nel culo se ti si mettono tutti contro quando succedono crisi e non abbiamo risorse, purtroppo. Ho giocato un bel po' sul Game Pass. Stessa cosa nostra. Anche perché il Game Pass è uno dei pochi investimenti che conviene fare per davvero riuscire a giocare a qualcosina ogni mese senza spendere chissà quanto. Ok, 34. Iniziamo a mettere questo, magari migliora la situazione. Allora, questo glielo mettiamo qua. Macchinario di riciclo. Abbiamo 18 ore per migliorare l'umore. Allora gli abbiamo messo pure questo, gli facciamo la ricerca, mettiamo gli altri minerali. Questo poi è bello impegnativo perché è sia in parte un pochino action, sia molto gestionale come piace a me. A gratis sul Game Pass. Oh sì, vale tutti i soldi spesi. Ma l'avrei comprato già dopo aver provato la demo e che mi piace lo stile di gioco.
Anche se stavo litigando con una persona in giro sull'internet perché secondo lui sto gioco dopo il primo atto è vuoto, è fermo, è in loop e serve lo stesso. Sì. Forse lo giochi a facile e vai avanti tranquillamente. Siamo bravi tutti. Comunque Vincenzo solo vedere lo spettro. Fai vedere, caccia subito Settozzo. Manda, dai. Allora, per chi è rimasto dal raid e chi è ancora presente, Settozzo sta creando un videogioco. Ma non un videogioco, una cosina terra, un signor videogioco. E ogni tanto ci manda dei piccoli regalini e delle anticipazioni. Fatto bordello grosso, fatto guaio su telefono già rotto, alta probabilità di rottura definitiva. No, ok, tutto a posto. Ok, tutto a posto. Tu fortunato. Io molto fortunato. Se mi serviva una fortuna durante il corso della giornata già me la so giocata direttamente. Vabbè, diciamo che oggi no, vabbè, oggi è andata bene. Differenza fra un'impresa da solo e un'impresa con dipendenti che è abissale. Ovviamente il game non ti consente di fare tutto da solo. Sì. No, ma di fare. Allora, noi ci troviamo su sto cazzo di pianeta che sta per esplodere, implodere. Il sole più. Quindi abbiamo trovato sta soluzione di sdoppiarci per cercare di andarcene da qui. Se non collaboriamo, ragazzi, siamo tutti morti. Mandato me quello del protagonista del platform. Ok, ok. Settozzo, dove hai mandato? Su Discord? Ok, aspetta un attimo, aspettatemi un attimo. Ah, ok. È lui? Aspetta, non riesco ad ingrandirlo. Ok. C'ha una gamba. Una lanterna in mano. Sì, c'ha qualcosina in mano. Ok. Ok, sei tonzolo. Va bene. Va bene. Questa è... Poi quando sapremo le date, una cosa che faremo e che ho detto a Setti di voler fare. Setti, posso dirlo tranquillamente anche in live? Ecco, è arrivato. Finita la calma e la tranquillità. C'hanno il raid, sono arrivate nuove persone, è apparso quello. Mo vedono che personaggi ci sono sul canale e scappano tutti. Benvenuto quello. Settonzo, posso dire come ci siamo regolati per quanto riguarda la cosa che mi hai mandato? Così la comunico anche a Gianmarco perché non la sapeva ancora. Intanto... Ok, allora, Settonzo, oltre il suo gioco, sta partecipando anche ad una gemma. Quindi deve presentare entro un certo limite un gioco. Quando questa gem sarà disponibile e si potrà giocare su internet, saranno vari giochi, noi prenderemo tutti questi giochi, li faremo, ma Setti non ci dirà qual è il suo. E io come cazzo faccio? Dovremo capire qual è il gioco di Settonzo. Ma io non so niente. Ma neanche io. Come cazzo facciamo a capire? Cercheremo di capire. Abbiamo questo frame qui, quello che abbiamo visto dovrebbe essere qualcosa di collegato a quel gioco, quindi dobbiamo basarci su quello. Va bene, su quello. Se non sono scappati con voi due non scappano più. Ecco, signore e Banda, signori, vai. quello si è presentato. Un minuto. Mandano un minuto. Okay. Aspettate un attimo. Un attimo solo, ragazzi, scusate. Aspettate, ecco. Un attimo la censura. Minuto. Perfetto. A posto. Fatto. A posto. Prego, Setti, dicevi? Una settimana che gli abbiamo detto che glielo facevamo, lui ha continuato e adesso è arrivato il suo momento. Non vi preoccupate che tanto torna, qua banniamo e sbanniamo le persone come se niente fosse, giusto a titolo di divertimento. È solo chi merita di essere bannato. Come quello. Come quello. Allora, i minerali li sta prendendo. Abbiamo preso la toeletta cosmica super più. Non lasciare che nessuno muoia. Il cibo si sta facendo. Quindi di cibo già ne abbiamo un bel po'. Gioco sarà finito prima del Non vogliamo sapere niente.
vai, se ti vai, tu quando ho finito il coso disponibile, tu manda tutto, ragazzi, pronto? Se tu ne capi, tu quando la gem sarà disponibile, tu ci dici ragazzi si scarica dal giorno X. Io e Gianmarco ci regoliamo, noi quel giorno ci mettiamo dalle 22 con le pacche sulle sedie, proviamo tutti i giochi fino a quando non abbiamo la certezza e capiamo qual è il tuo. Se ce la facciamo in una sera bene, altrimenti lo facciamo in 2 serate, ma dobbiamo capire. Mancano solo gli Se tu fai, crea. Perfetto. Se tu vai tranquillo. Perfetto. Ti abbiamo detto, hai la nostra più profonda ammirazione e preghiera che farai qualcosa di bello. Quindi noi aspettiamo. Questo che avete visto è di un gioco, ma non sarà quello del gem. Ok, allora non ci. Ok, quindi non c'entra manco questo. Dovremmo fare. Andremo a Katsum. Ci proveremo. Andremo a Katsum tranquillamente. Allora, dai che così finiamo giustino in time. Bastavo, eccolo qua, è tornato. Eccolo qua, a posto. No, bastavo, quindi anche a me. Ma dovevi provare anche tu l'ebbrezza dell'essere bannato una volta. Tu una volta vieni e banni Francesco, una volta vieni così e devi provare pure tu il brivido, scusa. O fai, o giri in coppa a giostra e poi... È ditta dura, è una ditta che dura nel tempo. No, dura non tanto che c'ho un po' di sonno e mi sto un pochettino pure io addormentando, che è stata una bella giornata piena col lavoro. Però Alters riesce a farci calmare un attimino. Allora, no, visto neanche l'ora non ce la facciamo, che ci vuole troppo tempo. Perché devo andare? Sì. Allora facciamo così, noi riprendiamo la prossima volta, non da questa giornata qua, quindi ci andiamo a vedere i salvataggi. Senti, sì, chiedi come no? Vai, sei tu. Assolutamente. Prontissimi. Assolutamente. Giorno 28, ripartiamo dal giorno 27 o dal giorno 26 e miglioriamo loro un attimino. Sì. Allora, a sto punto esci e abbiamo il salvataggio. Ah, sta giocando anche al perfetto. Allora, ragazzi, tutti quelli che partecipano al raid, vi raidiamo sul canale che ci ha suggerito Setti. Ragazzi, appena entrate, messaggio di saluto, abbiamo sentito persona e siamo corsi. Ecco qua, per farci un attimino presentare. A posto. Allora. Ecco qua. A posto. Perfetto. Ecco qua, il momento della prima lettera. Ok, anche un momento interessante, vi vedete, di trama. Ok. Ragazzi, noi stacchiamo. Sì. Mi raccomando, quello tu che sei uno dei più anziani, chiamiamola così. Mamma mia, quello mo è la bandiera che porta in giro per i... Mamma mia. Ragazzi. Buonanotte a tutti e a domani con tanto Kojima, tanto amore e tanto affetto. Ciao Settone, ti vogliamo bene anche noi, bello. Ciao Settone, buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte a tutti. Per chi è arrivato adesso, noi iniziamo di solito alle 22. Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte, eccolo. Ok. Magia. No, devo dare l'ok. No, tra un minuto. Vediamo se si vuole unire qualcun altro. Fai un raid. Fatto il raid.